Io devo dire la verità, ho scelto Paolo Belli perché è sinonimo di cultura, insomma, un certo spessore, non le scemità di questi due, insomma, sono sciocchezze, la sciocchezzeria di qua invece la cultura di Paolo Belli, questo spessore, perché io sono più vicino, diciamo, a questo mondo culturale, devo dire la verità, penso che Rai 1 a quest'ora apprezzi più me perché siamo più nella cultura e anche perché voi sapete, lo sanno anche diciamo questi due, che io ho una moglie intellettuale, Paolo lo sa bene e quindi li frequento, mia moglie è laureata in 2 lingue, in inglese e in sanscrito. Il sanscrito, lo dico a loro che non sanno niente, sanscrito è una lingua morta, quindi immaginate a me questo morto in mezzo alla casa da anni. E applausi, non so se rendete conto di cosa avete perso. Però, allora, io mi ricordo ancora quando me l'ha presentato, ma tanto a quest'ora penso giusto prendere, cioè, credo, allora, io mi ricordo quando me la presentò un'amica comune, mi disse: Peppe, ti presento Elisa, lei è una bilingue. Io pensai, sarà una porca esagerata. Invece era una normale, come anche, non lo so, però allora Paolo, io ho frequentato gli intellettuali. L'intellettuale tu lo riconosci subito perché l'intellettuale si tuculea, cioè tuculea non lo so tradurre, però fa con la testa così, tipo la ginestra, no? Che teatro! Questa cosa così, pure un po' Paolo Belli quando fa lo fanno. E io quando frequenti loro, a volte io quando li frequento mi tuculeo un po' anch'io, per non farmi sgamare che non sono uno di loro, no? Mi hanno portato dappertutto. Festival di Cinema, a Festival di Cannes sono andato per anni a vedere tutti i film. Festival di Cannes che è stato un entusiasmo, una meraviglia, perché là te li vedi tutti, non è che te vedi uno sì e uno no. Tutta la giornata buttata in un cinema della Costa Azzurra, che c'è questo mare là, dice, andiamo a fare... No! L'intellettuale fa, no, il mare no, il mare non è cultura. Ma come non è cultura? Questo film, guarda, alla latitudine mondiale, questo film così lenti che all'inizio del secondo tempo il pubblico chiedeva un bis e l'intervallo, per dirvi come... cose... Io mi ricordo quando me ne andai, perché mio padre poi era uno semplice, un sempliciotto tipo loro, prima così, senza cultura, diciamo, senza questa grande cultura, prima di partire disse: babbo, vado al Festival di Cannes, immagina se un giorno tuo figlio vincesse la Palma d'Oro. Mio padre disse: Peppe, dove la mettiamo? Non tenemmo nemmeno un giardino, per dirvi la semplicità di quell'uomo. Allora, intellettuali si vedono da tu, cioè insomma anche se vai a mangiare un boccone la sera, no? Vai con Ciccio e Ross e insomma la scampagnata dei disperati. Invece con Paolo sta cosa sempre, Paolo mi fa: Peppe, andiamo a mangiare un boccone, beviamo un buon vino. Io il vino, quando... intellettuali, il vino, c'è la lista dei vini, non la leggono, la studiano, loro stanno 2 ore. Invece io da 40 anni, devo dire la verità, il vino lo sceglievo con un solo parametro: il prezzo. Io sulla lista dei vini, sull'Adec non guardavo proprio, appena uno diceva un Brunello, voglio sapere, guardavo solo là. Se superava i 20 euro andavo immediatamente dalla pagina aranciata, cioè non... Gli intellettuali fanno: Peppe, scegliamo un Brunello di Montalcino, 1978, tardo pomeriggio. Quanto costa? 250 euro. Scusa, non è meglio uno in mattinata, che comunque, che io a me se prendo il vino di 250 euro e cade un po' sulla tovaglia, io mi succhio pure la tovaglia, attenzione. Ma che 250 euro cade? Ma che cazzo? Peppe. Che poi fanno, guarda, mettono il naso nel bicchiere che deve evaporare, a volte se lo buttano addosso e fanno ops, guarda, è fruttato, si sente il ciliegio, mirtillo, l'ananas e l'uva, ma non sta l'uva. Allora io non lo so se scegliere insomma, la strada degli intellettuali o la strada dei sempliciotti come i due della risata. Io non lo so,
perché devo dire la verità, Paolo, io vengo da una famiglia semplice, per dirti la semplicità della mia famiglia che tu conosci. Mia madre qualche tempo fa sono andato da lei, mamma hai visto, c'è stato il ciclone in Birmania, mia mamma disse hai fatto bene a dirmelo, deve togliere i panni da fuori, per dirti, mio padre, no ma per dirvi, ma guarda che entusiasmo che io con voi non intravedo. Allora, mio padre è uno che disse, babbo guarda vogliono eliminare le auto blu, mio padre disse Peppe a me non me ne fotte, io la tengo Bordeaux. Ma la cosa più bella è quando andai in viaggio di nozze con mia moglie in Russia, perché disse Peppe andiamo in Russia, scegliamo una meta alternativa, ma le Maldive no, la Russia, un freddo e pazzo. Tornammo, mio padre disse Peppe scusami, fermati un attimo, ma com'è sta Russia? Forse non la vedrò mai. Io dissi, babbo, ma è veramente molto bella, la Piazza Rossa è stupenda, Teatro Bolshoi strepitoso, ma la cosa che mi ha colpito di più è stato il Cremlino. Mio padre disse, papì, forse perché ne hai mai assaggiato un cucciolone.